Ci occupiamo adesso invece di salvaguardia del territorio e lo facciamo assieme al direttore dell'Unione Veneta Bonifiche, Andrea Castani, che è qui con noi oggi pomeriggio. Buongiorno. Buon pomeriggio a lei. Allora, parliamo di salvaguardia del territorio e ne parliamo in un momento in cui c'è una vera e propria bagarre su come risistemare questo paese anche dal punto di vista delle sue istituzioni. I consorzi di bonifica in realtà sono istituzioni un po' particolari di questo paese, perché sono forse l'unico ente che applica una sottospecie di federalismo, nel senso che i soldi che vengono intascati dalle tasse dei cittadini vengono spesi interamente sul territorio. Sì, i consorzi di bonifica sono enti di diritto pubblico, hanno delle competenze su un territorio regionale molto importanti perché si occupano della manutenzione, della sicurezza idraulica di un'area importantissima nel nostro Veneto, perché al di là dei fiumi di carattere superiore che sono di competenza dei geni civili, quindi dell'ex magistrato alle acque, quindi per delega dello Stato, i consorzi di bonifica operano e svolgono la loro attività su un comprensorio che è pari quasi al 65% dell'intera regione, quindi tolte le montagne praticamente occupiamo quasi l'intera area che va dalla pedemontana fino al mare. Ecco, qui abbiamo qualche dato che sta apparendo per il nostro pubblico. Stava dicendo 1.200.000 circa ettari di superficie sono interessati dalla nostra manutenzione, e soprattutto operiamo su tutti quei canali, quel reticolo idrografico che tutti noi magari possiamo osservare, dai piccoli torrenti fino ai fiumi, anche canali importanti, per un totale di circa 18.000 chilometri di canali. Su questi i consorzi operano con una manutenzione costante. Ogni anno vengono passati dalle manutenzioni, dalle macchine operatrici dei nostri uomini per tenere in sicurezza questi alvei. È inevitabile che in un progetto di riassetto idraulico del territorio, come nel Veneto dopo l'alluvione spesso se ne sta parlando, noi continuiamo a svolgere un'attività completamente diversa da quella delle grandi opere pubbliche o delle grandi opere che necessita il Veneto. Spesso sono opere magari piccole però determinanti per far funzionare, che ne so, un idrovoro, una pompa, certo, che nel momento dell'emergenza si rivela fondamentale. È inevitabile che i consorzi hanno una peculiarità. Sono enti che sono dotati di un autogoverno e quindi hanno un consiglio di amministrazione che è eletto dai contribuenti, cioè da quelli che pagano ogni anno il contributo per la manutenzione, e soprattutto per legge dello Stato possono imporre ai proprietari di immobili i contributi per queste manutenzioni. Ecco, in epoca di tasse ne abbiamo sentite di tutti i tipi. In questo momento le vostre tariffe come sono? Sono stabili o Sì, i consorzi stanno lavorando, soprattutto dopo la riorganizzazione, in una riduzione addirittura, se non un contenimento assoluto di quello che sono i costi. Quello che mi premeva sottolineare è che, essendo questo il momento in cui i consorzi si stanno contattando i vari contribuenti appunto per il pagamento, ci preme anche ribadire che l'ammontare complessivo di questi tributi che i consorzi emettono sono circa 100 milioni di euro nel Veneto. Sono 100 milioni di euro che vanno prettamente alla manutenzione. Siamo oggi l'unico ente che può disporre di risorse pur minime, però importanti per fare manutenzioni. I disastri che abbiamo assistito negli ultimi periodi o comunque dall'anno scorso sono legati quasi esclusivamente alla mancata manutenzione, oltre che una mancanza di opere importanti. La rete consortile ha retto all'alluvione, in realtà sono stati altri i problemi. La rete ha retto e anzi è stata di supporto alle esondazioni e alle rotture arginali dei canali, dei fiumi. Quindi l'importanza di avere opere sempre in manutenzione, sempre pronte all'emergenza, è straordinariamente importante. Senta, a proposito di emergenza, chiacchierando prima dei recenti episodi che hanno visto tra l'altro alcuni suicidi da parte di imprenditori per mancanti pagamenti
da parte di enti. Ribadiva il fatto che anche i consorzi di bonifica sono creditori da parte della Regione. Quanto ammonta ormai? Il problema è che purtroppo noi siamo, come tantissimi altri soggetti, riceviamo in concessione la possibilità di realizzare opere pubbliche attraverso gare d'appalto, attraverso tutte le procedure. È inevitabile che in questi ultimi anni il pubblico non ha ristorato con le risorse dovute le opere che ha dato in concessione. Quindi in realtà anche i consorzi di bonifica rientrano tra soggetti che in realtà risultano creditori, va bene? Quindi abbiamo circa un ammontare di 30 milioni di euro oggi di opere già realizzate e che non sono ancora state pagate. È inevitabile che la Regione sta facendo grandi sforzi, però le risorse sono veramente importanti che necessitano per rimettere in sicurezza. Ma le aziende che hanno lavorato a queste opere? Le aziende sono tutte state pagate perché i consorzi hanno un rapporto diretto, proprio grazie anche all'attività che svolgiamo, e quindi noi le abbiamo pagate accendendo mutui che poi i consorzi onerano con il contributo da parte dei cittadini. Senta, una ultima domanda veloce che riguarda l'anno delle foreste che ormai si sta concludendo. Anche voi avete un ruolo importante nella salvaguardia dell'ambiente. Certamente uno dei compiti importanti da sempre svolto e peraltro riconfermato nell'ultima legge, quella del rigoverno dei consorzi di bonifica, è la funzione ambientale. Quest'anno definito dall'ONU, dalle Nazioni Unite, l'anno internazionale delle foreste, ci stiamo mettendo insieme tutte le iniziative che in realtà i consorzi hanno fatto in maniera silenziosa in questi anni, però in realtà sono tantissime. Operiamo su aree di forestazione, di infiltrazione, di fitodepurazione, abbiamo aree e boschi arborati con tutta una serie di essenze, quindi operiamo in funzione dell'ambiente anche attraverso la formazione di oasi naturali che molto spesso hanno funzioni duplici, se non a volte triplici, quindi sono oasi ambientali, naturalistiche, possono essere bacini di contenimento dell'acqua quando ce n'è in eccesso, quindi diventano casse di laminazione, e in periodi di siccità poter diventare anche bacini e invasi dove l'acqua può essere prelevata per usi irrigui. Quindi operiamo su delle aree straordinariamente importanti. Grazie, io la ringrazio perché il tempo a nostra disposizione sta scadendo. Ci sono ancora anche una ospite a sorpresa per il nostro pubblico, una campionessa mondiale che è proprio dalle nostre parti, quindi vorremmo farla sedere anche qui. Io la ringrazio, ci sentiamo presto con gli aggiornamenti. Grazie intanto, buon pomeriggio, e intanto ci vediamo un servizio di cronaca invece, perché i carabinieri di Cittadella hanno arrestato ben 19 persone, vediamo.